successo di Siciliano tipo strano, Canzoni d'amore e compagnia varia, Tippe tippe e tippe tappe. Che cosa è? Dimmi un po' il titolo giusto. Diciamo già puoi tagliare l'intervista perché hai sbagliato il titolo e... No, il video si chiama Lo matrimonio tiri tuppe e tappi. Tratta di una storia? Sì, una storia ambientata negli anni 50 dove si tende a contrastare un matrimonio, i parenti tentano di rovinare questo matrimonio, ci saranno tantissimi sviluppi, tantissime vicende all'interno del videoclip che si può dire quasi un cortometraggio, un corto musicale, è molto simpatico, quindi mette sempre in risalto appunto la simpatia di noi siciliani, giochiamo appunto molto sull'ironia e non tendiamo assolutamente a mettere in negativo la nostra terra. Il video sta andando benissimo, tantissime visualizzazioni già su YouTube, molte TV ci hanno richiesto anche il video appunto per trasmetterlo, quindi siamo soddisfattissimi di questo nuovo lavoro. Possiamo in 2 minuti raccontare gli ultimi 2 anni di storia dei Calandra e Calandra? Mi sembra un po' difficile raccontarle perché noi ne abbiamo passate tante e sicuramente sarà difficile, però vorremmo dire una cosa, che siamo riusciti a creare questo mosaico dove ogni giorno mettiamo un tassello e lo matrimonio delle truppe e tappe è un altro tassello che si aggiunge a questo grandissimo mosaico che noi vorremmo portare a termine, cercando sempre di sviluppare nuovi brani e nuove idee per portare avanti quella che è la nostra sicilianità. Per cui penso che noi siamo soddisfatti fino ad oggi di quello che abbiamo fatto e cercheremo di continuare, anzi già abbiamo in cantiere, possiamo dirlo, altri 2 progetti sia musicale sia sui video, per cui speriamo di completare ancora sempre più questo tassello. Maurizio, in questi 2 anni sono usciti questi 4 video, il momento, quinto video, il momento più emozionante o più bello di queste 5 produzioni. Ma guarda, è come dire quale figlio vuoi più bene, sì, diciamo che è un po' imbarazzante. Io posso dire questo solo come brano, uno dei miei preferiti è Scotolo a Scotolo, questo lo dico apertamente, anche se uno dei brani più richiesti poi è più visto, è sempre Siciliano di Pusciano, che è stato quello che ci ha un po' aperto, come dire, la strada in questo genere nuovo che stiamo portando avanti. Ma vedremo che cosa accadrà anche con Lo matrimonio tiri tuppe e tappe, quindi vedremo gli sviluppi magari in una successiva intervista. Giuseppe non ha voluto assolutamente dire qual è stata l'emozione, invece per te l'emozione qual è stata? Sicuramente l'emozione della prima volta, come si suol dire, perché Siciliano tipo strano mi ha proprio emozionato al massimo. Dico che le lacrimucce sono scese quando ho visto per la prima volta realizzato il nostro lavoro, che era il nostro primo inedito, sia musicale sia in video, ma sicuramente quello che ci sta forse formando sarà sicuramente il nostro ultimo lavoro, un matrimonio di tutte e tappe, che ci ha dato una fisonomia ben precisa, cioè noi vogliamo continuare a credere in quello che stiamo facendo su questa strada, per cui lo matrimonio di tutte e tappe è stato sicuramente quel video che ci ha fatto soffrire un po' di più, sia nell'ambito musicale, nella creazione del brano, e sia nella realizzazione del video, perché eravamo in un certo senso dire che siamo combattuti, ecco, su questo, perché avevamo delle location molto importanti, per cui non sapevamo intanto se c'era il sì delle persone che ci hanno aiutato, e noi vorremmo ringraziare sempre. Maurizio, invece la scelta non è stata sicuramente un caso, quella di Baldo Messina come regista di questo ultima produzione. Ma guarda, con Baldo si può dire abbiamo creato una squadra, e quest'ultima squadra che abbiamo creata veramente ci ha dato soddisfazione, perché si è creata tantissima armonia, si è lavorato benissimo sul set, si può dire siamo diventati una famiglia e quindi, come si dice, squadra vincente non si cambia. Abbiamo visto come lavora Baldo, ha anche lui accettato e sposato questa idea, questo progetto, quindi perché è fondamentale anche per un regista elaborare e capire se un brano piace. Poteva anche dirci, ad esempio, a me questo tipo di brano non piace, e quindi magari non avere anche l'input come dire, per portare avanti questo progetto. Però in linea di massima possiamo dire che molto spesso i video seguono un po' quello che noi cantiamo, lui ci ha messo del suo, ma siamo soddisfatti, ripeto, speriamo di fare ancora qualche altra cosa insieme a Baldo. Giuseppe, dobbiamo spendere 2 paroline per i protagonisti di questo video, tutti amici, chi attori, chi cabarettista, chi per la prima volta si proponeva proprio come attore. Sta veramente solo splendidamente
sono stati eccezionali, per cui non c'è più altro termine, penso, aggettivo che possa dire che cosa sono state queste ragazze che per la prima volta moltissimi di questi attori hanno partecipato a una clip e anche a un film, possiamo dire, in questo cortometraggio musicale, per cui dobbiamo solo dire splendidi. Anche perché stavo dicendo, abbiamo girato in piena estate, c'era un caldo impressionante e sono stati dei professionisti perché non hanno mai manifestato nessun disappunto per la condizione climatica, per disagio, per l'acqua, per il caldo, ripeto, quindi si è lavorato veramente in un periodo caldissimo quest'estate e sono stati professionali al massimo sotto tutti i punti di vista, quindi un plauso va sicuramente a loro che sono riusciti assieme a noi a creare quello che poi è uscito fuori. Maurizio, in questi 2 anni sono usciti questi 4 video, il momento, quinto video, il momento più emozionante o più bello di queste 5 produzioni. Ma guarda, è come dire quale figlio vuoi più bene, sì, diciamo che è un po' imbarazzante. Io posso dire questo solo come brano, uno dei miei preferiti è Scotolo a Scotolo, questo lo dico apertamente, anche se uno dei brani più richiesti poi è più visto, è sempre Siciliano di Porciano, che è stato quello che ci ha un po' aperto, come dire, la strada in questo genere nuovo che stiamo portando avanti. Ma vedremo che cosa accadrà anche con l'omatrimonio di Rituppo e Tappe, quindi vedremo gli sviluppi magari in una successiva La intervista. scelta non è stata sicuramente un caso, quella di Baldo Messina come regista di questo ultima produzione. Ma guarda, con Baldo si può dire abbiamo creato una squadra e quest'ultima squadra che abbiamo creata veramente ci ha dato soddisfazione perché si è creata tantissima armonia, si è lavorato benissimo sul set, si può dire siamo diventati una famiglia e quindi, come si dice, squadra vincente non si cambia. Abbiamo visto come lavora Baldo, anche lui ha accettato e sposato questa idea, questo progetto, quindi perché è fondamentale anche per un regista elaborare e capire se un brano piace. Poteva anche dirci, ad esempio, a me questo tipo di brano non piace e quindi magari non avere anche l'input come dire, per portare avanti questo progetto, però in linea di massima possiamo dire che molto spesso i video seguono un po' quello che noi cantiamo, lui ci ha messo del suo, ma siamo soddisfatti, ripeto, speriamo di fare ancora qualche altra cosa insieme a Baldo. Giuseppe, dobbiamo spendere 2 paroline per i protagonisti di questo video, tutti amici, chi attori, chi cabarettista, chi per la prima volta si proponeva proprio come attore. Veramente, solo splendidamente, sono stati eccezionali, per cui non c'è più altro termine, penso, aggettivo che possa dire che cosa sono state queste ragazze che per la prima volta moltissimi di questi attori hanno partecipato a una clip e anche a un film, possiamo dire, in questo cortometraggio musicale, per cui dobbiamo solo dire splendidi. Anche perché stavo dicendo, abbiamo girato in piena estate, c'era un caldo impressionante e sono stati dei professionisti perché non hanno mai manifestato nessun disappunto per la condizione climatica, per disagio, per l'acqua, per il caldo, ripeto, quindi si è lavorato veramente in un periodo caldissimo quest'estate e sono stati professionali al massimo sotto tutti i punti di vista, quindi un plauso va sicuramente a loro che sono riusciti assieme a noi a creare quello che poi è uscito fuori.